ciao a tutti del Comandante Veneziano, da Fiore Giro d'Italia, mancano 3 tappe ragazzi, 3 tappe. Ho simulato 2 tappe di, di pianura e una di montagna, perché volevo vedere proprio le ultime 3 ragazze e farle insieme a voi. La situazione è sempre la stessa, siamo primi nell'Under 25 a meno 3 minuti e 5, quindi ho rosicchiato qualcosa l'inglese. Nella generale sempre settimi, cambiato veramente poco, solo che ho perso quasi un minuto la tappa di montagna che non ho registrato. Era veramente complicata anche questa, Fio è veramente dura, speriamo bene, perché devo mantenere questi 3 minuti di vantaggio su Yates. Andiamo, Fio, sono salito anche di livello, il mio ciclista è più forte un pochettino, e andiamo. Dai Fio, cerchiamo di mantenere 4 minuti dalla vetta, vabbè insomma il primo posto non è un problema, noi dobbiamo vincere la classifica giovani ragazzi per poi il prossimo anno tentare di vincere il Giro d'Italia o comunque andare vicini. Ricordo che la difficoltà, oddio, ricordo che la difficoltà è difficile, quindi la penultima, e che stiamo facendo cose incredibili. Adesso la nuova maglia rosa è Zaccarin. È il Zacca Fioi. 7 fottutissimi chilometri. Non penso che la vittoria di tappa forse andrà a... non so adesso se ce la si può fare recuperare, ma a me interessa non perdere dai big, non perdere da Yates, dall'inglese porco. 6 km, 6 km, 6 km. Con calma, come. Ah, però a noi mancano ancora 9 km, giusto? 5 km manca al gruppo in testa. Come. Sono un po' in difficoltà adesso, pendenza del 10%. Il Cume comincia a faticare. Occhio raga, occhio. Sì, sicuramente il primo va a vincere. Sì, i primi vanno a vincere secco. Gisboro 10 minuti le 1. Ma quanto ha? Aspetta un attimo. Oh. Ah, ok. Vabbè, allora qua la tappa è già andata. Io sono che senza acqua, porca troia. Prova a scattare la maglia. La maglia rosa scatta, devo scattare anch'io. Devo scattare anch'io, speriamo di non aver perso da Yates. Mi sono un attimo fatto... Ah, come, Cristo. Eccoci qua. Siamo tutti qua. Landa, Amador. Scusate un attimo, bisogna capire. Uran. Vabbè. Ok. A posto. Comunque è da dietro l'inglese e questo va benissimo. Abbiamo 77 adesso in montagna. Non è andato a vincere il francese di merda. Cazzi suoi, sinceramente. Come ti enduro. Come ti enduro. 2 chilometri. Siamo alla fine ormai, 1 chilometro e 6. Eccolo qua, Yates mi supera, il merda mi supera. Incredibile. Non ce la faccio più, mi ha superato, Yates recupererà qualcosa forse. No dai, penso di no, spero poco. Sesto posto comunque, mamma mia raga, che dura, stravinto la TIE come decisiva. Questa è la tappa decisiva per tenere la vittoria della maglia bianca del miglior giovane. Siamo stanchissimi, la barra gialla praticamente non esiste più. Siamo in discesa, siamo in un gruppetto positivo, proprio con la maglia nuova, maglia rosa Uran, Landa e l'inglesino Yates secondo. Adesso devo recuperare il più possibile, ma sarà veramente un'impresa. Non ne frega un cazzo onestamente della tappa, a me interessa tenere assolutamente la maglia bianca. Dai fiori. E finiamo questo primo giro d'Italia della storia del Cume. Devo stare molto attento. Hanno 14 km veramente ad alta tensione. È caduto Hurley, il porco di Hurley è caduto. Spero ho preso una paura. Cazzo, non ho più la barra gialla non ce l'ho più, porca puttana. Purtroppo per tenere
Per tenere qua nella cima Coppi, Fioi, ho dovuto fare un'impresa disperata. Infatti non avrei mai potuto registrare perché ero di un concentrato, ragazzi. Mi giocavo tutto là proprio. Noi stiamo recuperando abbastanza, insomma, neanche troppo. Adesso vediamo. Ho 2 minuti e 20. No, quanto cazzo ho? Aspetta un attimo. 2 minuti e 57 di vantaggio. Non sono tanti. Cioè devo stare tranquillo e scattare solo quando scattano gli altri. Tanto il primo posto non me ne frega ugaz proprio. Sono proprio in un bel gruppo, nel gruppo proprio che dovevo stare sono. 7 km. Andiamo avanti un po' veloci. Mamma mia, come sta tenendo abbastanza bene. Stiamo tenendo abbastanza bene. Vediamo chi c'era avanti per sicurezza. Ah, il Zaka c'è in realtà. Si va a riprendere la maglia il Zaka. Eh sì, e... no, Barbadre? Forse la prende lui. Ma... bisogna vedere, in realtà ci sono 2 top davanti. Quindi la perde sicuramente ora. Poveretto. Perde la tappa all'ultima... perde la maglia all'ultima tappa buona. Vabbè, cazzi suoi. Al Cume basta stare qua. Il Cume forse ci prova, eccolo qua. E il Cume scatta adesso. Il Cume scatta adesso, vuole lasciare comunque un segno. Vuole dimostrare all'inglese che è più forte il Cume. Lo vuole dimostrare. Lo vuole dimostrare, vai, vattene Cume. Va a vincere Bardet. Attenzione il Cume, vediamo se riesce a prendersi il podio della tappa. La vedo abbastanza dura. E invece sì. Yes! Ho dimostrato che merito la maglia di miglior giovane. Oh, yes! È finito questo giro. Quinto posto assoluto, ragazzi. Quinto posto assoluto. E primo posto nei giovani. Veramente qualcosa. Sto provando a seguire Sascione Modulo. Vediamo se ci riusciamo. Veramente un'impresa. Ho fatto un'impresa, ragazzi. Non avrei mai pensato di poter arrivare così in alto. L'ultima tappa chiaramente ci proverò perché lo sapete che il Cume ci deve provare. 10 km alla fine, 10 km, però in realtà hanno 1 minuto di vantaggio, davanti, bravi, bravi. Ai ai ai, che impresa. Sono proprio contento, Fio. Adesso vado alla Vuelta, onestamente, con una speranza in più. Il Zaka ha vinto il titolo, ha vinto il Tour. E così, il favorito di questa tappa chiaramente è Mark Cavendish, il porco di Cavendish. È un po' porco Cavendish. Modulo ancora indietro però, non capisco perché. Non parte modulo. Uè, Sascione! Cavendish è impossibile da... Ok. Perfetto. Aspettiamo, il Cume comunque ci prova, lo sapete che è pazzo il Cume. Il Cume è pazzo, lo sapete. Vai. Vabbè, ma sono partito troppo tardi. Ho un po'... Ho la modulo, in realtà avevo seguito l'uomo giusto, porca troia, ma ho dormito proprio, vabbè. Poi di accelerazione ho 66, 56 in volata. Guarda, questo è morto, poverino, vediamo chi va a vincere. Ah, il porco. Il Cume è molto indietro. Vabbè, Fio, ho vinto oggi. Se ho vinto il miglior giovane, il Giro d'Italia. Ho vinto la maglia bianca. Posso indossare a Milano la maglia bianca.
È una soddisfazione incredibile. Cavendish sesto, Marche, Sasha ottavo, Madonizzolo quinto. E poi tutti gli altri. Ok, finisce qua il Giro d'Italia per il prossimo anno. Mi candido per la vittoria e dopo questa grande impresa arrivare quinto. E comunque c'è la Vuelta. Che la Vuelta me la faccio. Io voglio fare i grandi giri. Più a me c'è un cazzo delle altre corse. Io voglio diventare. Voglio fare il triplete. Voglio vincere la grande corona. La tripla corona voglio vincere. Non c'è niente da fare. Questo è il cuore, signori. Adesso vediamo, spero di avere veramente bei bonus. Oh yes. Ok, il Zaka, complimenti a Zaka. A punti vince Buoni. Se quelli si pronunciano lo so, non li conosco tutti i fiori. Lo svizzero la montagna. Veneziano miglior giovane. Squadra la G2R la Mondial. E finisce qua. È finito. Che soddisfazione ragazzi. No. Solo così. Se mi sono fatto un culo così, ho anche qua classifica generale miglior giovane e sono salito di questo. Ma vaffanculo, va. Vediamo un attimo il programma. Adesso il programma mi dà siamo a maggio. Non cazzo da fare, solo i campionati italiani a cronometro in linea. E basta, perfetto. Dopo la classica di San Sebastiano, la Vuelta. Benissimo, benissimo. Vabbè, dopo finiamo con queste, che vabbè, insomma, queste le facciamo tanto per. Molto bene, ragazzi, molto, molto. Anzi, sai cosa potrei fare? Faccio Lombardia, vediamo se riesco a spostare un po' le cose. Perfetto, raga. Adesso posso allenarmi tanto, andare su, speriamo ancora di parametro, arrivare alla Vuelta, bello la Vuelta, a parte i campionati italiani che però per adesso non mi interessano e voglio fare bene nelle corse, nei grandi giri. Raga, un saluto da Okumendo, ve ne siamo. Ciao!